Inizia il calvario per l'Acregas. Dalla prossima sfida tutte le gare interne per l'impraticabilità dello Stadio del Seneto interessate dai lavori di ristrutturazione e poste della Torre Faro dovranno giocarsi obbligatoriamente in campo neutro. A partire da questo mercoledì 5 novembre, dove è in programma la gara interna dei Coppa Italia dell'Acregas con la Margheritese, ci sarà una sfida che dovrà giocarsi al comunale di Raffadale e a porte chiuse, perché l'impianto momentaneamente non dispone dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico. Nelle prossime settimane la società biancazzurra farà le scelte opportune in modo tale da non penalizzare i propri tifosi che vorranno seguire la squadra del cuore. Ma scendiamo di categoria. Si è disputata la seconda giornata di terza categoria, che ha dato i primi scossoni stagionali in alta classifica. In vetta alla graduatoria ci sono due squadre, lo Sporting Acregas e il Real Favara, che conducono a punteggio pieno, 2 vittorie. La prima al campo di Fontanella ha superato il Muxar per 2-1, mentre il Real Favara è andato a vincere a Camastra con una tripletta. A inseguire le due battistrada c'è l'Atletico Gattopardo che ha superato il quotato Atletico Agrigento per 1-2, a conclusione di una gara incerta nel risultato e combattuta sino alla fine. Comunque riepiloghiamo un po' i risultati di questo turno. Pro Ribera Burgio 1-1, Real Castelterminese Ponte di Ferro 5-0, Sporting Acregas Muxar 2-1, Atletico Agrigento Atletico Gattopardo 1-2, Atletico Burgio Canicattì 2-4, Camastra Real Favara 0-3. La classifica, come detto prima, ha due capolista. Si tratta di Sporting Agregas e Real Favara che di punti ne hanno 6, quindi Atletico Gattopardo ne ha 4, poi Real Castelterminese, Atletico Agrigento, Canicattì e Camastra punti 3, Pro Ribera 2, Burgio 1, Atletico Burgio, Muxar e Ponte di Ferro invece si ritrovano a 0 punti. Il prossimo turno riserva uno scontro al vertice proprio tra le due capolista, cioè tra Real Favara e Sporting Agregas, il cui risultato finale potrebbe regalare la vetta solitaria ad una delle due. Queste le prossime gare in programma per la terza di andata: Real Favara Sporting Agregas, Burgio Atletico Gattopardo, Muxar Pro Ribera, Ponte di Ferro Atletico Burgio, Reale Castelterminese, Atletico Agrigento e Canicattì Camastra. E adesso un commento del presidente della FIGC di Agrigento, Angelo Caramanno, sulla stagione appena iniziata e che riguardano anche le altre discipline. Presidente Caramanno, dunque, sì, la terza categoria è partita, il calcio a 5 è partito. Ecco, diciamo che sono tutte formazioni ad alto livello, anche perché la composizione delle varie squadre hanno molta ma molta qualità e si è visto già sin dalla prima giornata. Sì, confermo quello che dici tu giustamente. Tengo a precisare comunque che quest'anno la nostra delegazione è riuscita a mettere su 14 squadre in organico e una, la Nova Verde Nero, gioca nella delegazione di Trapani, mentre il Tre Torre Campobello gioca nella delegazione di Caltanissetta, quindi il nostro girone è da 12, ma da 12 un girone di ferro perché il 9 è terza categoria, vi posso assicurare e lo potete vedere tutti nei vari cambi se vedete le partite che il livello è altissimo, c'è gente che ha fatto la promozione all'eccellenza fino a qualche anno fa, adesso per motivi diversi si ci vende in questo nostro campionato. Questo nostro campionato è che diciamo da alcuni anni ha un valore diverso, un valore molto più calcistico di qualità, non è più la terza categoria di una volta dove giocavano gente magari che aveva smesso di giocare per passare tempo tipo amatoriale, ma ora è diventato avendo un livello altissimo e questo mi fa enorme piacere. Diciamo che domenica scorsa già iniziato col moto, ci sono stati risultati eclatanti, belle partite e quindi siamo già in fase d'avvio. Poi abbiamo la serie di calcio a 5, qui abbiamo fatto un successone dico io, perché l'anno scorso avevamo 7 squadre di calcio a 5, quindi un nostro girone da 7, quest'anno siamo riusciti a fare un girone da 9, quindi abbiamo fatto diciamo bene, bene, bene. E quindi domani partirà pure il campionato di serie di calcio a 5 maschile e quindi siamo qui in attesa di capire un attimino che cosa abbiamo diciamo in organico andando sui campi a vederli giocare.
Poi per quanto riguarda le juniores, anche qui abbiamo fatto un girone da 10 squadre, noi abbiamo 11 squadre, però due l'abbiamo dati nel girone Caltanissetta, uno l'abbiamo preso a Palermo, quindi il nostro girone è formato da 10. Terza categoria che ripeto sempre, fino a qualche anno fa era una terza categoria, una juniores dove si giocava poco, c'erano delle situazioni in cui si giocava qualche partita a metà perché c'erano dei ritiri, invece da alcuni anni è un campionato juniores molto molto agguerrito, molto ben giocato, e quindi anche qui abbiamo avuto un successo a livello di delegazione e portare la squadra a giocare come si deve nella juniores. Dunque, sono campionati che hanno acquisito maggiore qualità rispetto agli anni passati. Sì, io punto tantissimo sulla qualità, poi abbiamo diciamo la fortuna, pure la bravura, la fortuna, diciamo una serie di situazioni, di componenti che ci portano pure ad avere qualità e quantità insieme. Questo ci viene riconosciuto anche a livello regionale, perché noi facciamo diciamo numeri di provincia di alto livello, perché noi siamo vicini come provincia diciamo più piccola, siamo la più grande provincia, perché dopo Palermo, Catania e Messina ci siamo noi come organici, terza categoria, insomma diciamo che siamo ben rappresentati a livello regionale per questi numeri che facciamo, quindi questo ci viene riconosciuto diciamo da chi governa il calcio siciliano e da tutta la componente diciamo di Palermo.